direi di cominciare. Anche quest'anno naturalmente M9 celebra il Giorno della Memoria. Come sapete, fin dall'apertura siamo molto impegnati su tutte le date del calendario civile. Siamo un museo di storia, quindi per noi resta, come sapete, fondamentale raccogliere il testimone della memoria e possibilmente anche aiutare chi come voi oggi è qui a ragionare, a riflettere, a pensare, quindi ci piace sempre unire la memoria al ragionamento e alla riflessione storica. Oggi cominciamo la lunga maratona dedicata al Giorno della Memoria, perché ci saranno altri appuntamenti anche il 27 gennaio, ovviamente proprio la data del Giorno della Memoria. Oggi siamo qui al centro, comincio da Emanuele Fiano, che è stato così gentile di accogliere il nostro invito e venire a parlare anche a Venezia. Come sapete, Emanuele Fiano da tempo si dedica a scrivere, a raccontare la memoria familiare della Shoah. Io ho avuto occasione con lui di parlare a novembre e devo dire è stata una conversazione molto stimolante, quindi è nata lì l'idea poi di invitarlo a presentare il suo ultimo libro, Sempre con me, le lezioni della Shoah, che poi trovate all'uscita per chi fosse interessato. Trovate anche il penultimo libro, che è proprio credo più dedicato a tuo padre, se non sbaglio. E sono con noi, e ringrazio ancora una volta Simon Levi Sullam, docente di Ca' Foscari, un amico che si presta molto volentieri a presidiare questa iniziativa. Anche l'anno scorso era qui con noi e lo ringrazio davvero molto. E mi fa piacere anche citare che condurrà poi lo scambio Elena Cadamuro, del gruppo di lavoro che ha costruito il museo che è qui sopra di noi e che adesso lavora in Fondazione Feltrinelli a Milano ed è prossima a un dottorato in storia all'Università di Genova. A fianco a me la nuova direttrice di M9, la dottoressa Serena Bertolucci, a cui lascio la parola anche lei per un saluto, e per chi vuole ci vediamo sabato 27 già alle ore 11, 3 appuntamenti. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Visto che in qualche modo si deve cominciare, io ho scelto di cominciare questa sera e mi sembrava importante cominciare da qui, da questa iniziativa, soprattutto anche alla luce. Mi hanno detto di non parlare troppo, quindi io userò magari le parole di chi è più bravo di me, di quello che ieri ci ha ricordato il nostro presidente Sergio Mattarella quando ha aperto Pesaro, capitale italiana della cultura. E il presidente ci ricordava: in questo momento parlare di cultura, pensare la cultura, trasmettere cultura vuol dire alzare lo sguardo per un compito di grande portata, perché la cultura è paziente, semina, specialmente nelle nuove generazioni, perché la cultura è beneficamente contagiosa e permette di riflettere sulla storia per non ricadere negli errori del passato. Io ho trovato questa frase per me estremamente simbolica, visto che sto cominciando a lavorare in un museo che ha proprio questa come missione, no? E i termini sono molto interessanti. Paziente, che credo come sia paziente l'azione della testimonianza, continua e paziente, contagiosa e riflessione. Quindi ringrazio gli ospiti che questa sera sono qui con noi. Permettetemi anche di ringraziare i collaboratori di M9 che voi vedete spesso e che mi hanno accolto con grandissimo entusiasmo. Buona serata e ci rivedremo presto molte volte. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio anche io a mia volta M9 Livio, la direttrice, per questa introduzione e ringrazio appunto anche Emanuele Fiano e Simon Levi Sullam per l'occasione appunto di riflettere assieme in una giornata così impegnativa, anche in un momento così impegnativo dal punto di vista sia nazionale sia internazionale. Livio ha già detto alcune cose, Emanuele Fiano lo ripeto, ma appunto saprete già tutti di chi stiamo parlando, già deputato del Partito Democratico, oggi responsabile della politica estera del partito. In Parlamento si è occupato, cito alcune cose, ma perché poi ritorneranno appunto nel dibattito di questa sera, di sicurezza, integrazione,
lotta alla discriminazione. Nel 2017 è stato anche promotore di un disegno di legge sulla apologia di fascismo, e appunto ci torneremo, visti anche i fatti di queste giornate. E questa sera appunto con noi c'è anche Simon Levis Sullam, che è docente di storia contemporanea all'Università Ca' Foscari, si occupa tuttora di storia degli intellettuali, delle idee, storia degli ebrei, ma chiaramente anche di storia dell'antisemitismo e della Shoah. Uno dei suoi ultimi libri, I Carnefici italiani, è stato ripubblicato poi per Princeton, e in questo momento sta portando avanti un progetto legato alle retoriche, alle narrazioni e anche alle cospirazioni, che è un tema chiave sull'antisemitismo in Italia. Se siamo qui questa sera è per discutere questo libro pubblicato da PM, è uscito a novembre del 2023, sempre con me, Le lezioni della Shoah, e che appunto è uscito in un momento, poche settimane dopo, un momento chiave di quello che sappiamo tutti, appunto del 7 ottobre, e vorrei iniziare subito, entrare diciamo nel vivo della discussione. E quindi vorrei chiedere a te se ci racconti di questo libro nella sua genesi, nel senso che, come ricordava Livio, arriva dopo altri 2 libri, Il profumo di mio padre, che era uscito nel 2021, e Ebreo nel 2022. Le lezioni di cui racconti in questo libro sono, diciamo, delle lezioni derivate dalla storia di tuo padre, e anche qui, per mettere, diciamo, qualche altro punto, la storia di Nedo è stato l'unico sopravvissuto della famiglia a questo evento traumatico per la storia, dal punto di vista con la storia con la S maiuscola, l'unico sopravvissuto ad Auschwitz, ed è stato uno dei testimoni più infaticabili, diciamo, per quanto riguarda la Shoah in Italia. Ecco, in questo libro racconti delle lezioni e si pone quindi in qualche modo anche in continuità con quella che è con quelli che sono stati anche i tuoi scritti precedenti. Diciamo che è chiara la genesi dal punto di vista dei motivi per cui hai sentito la necessità di scrivere questo libro. Quello che volevo chiederti però era se ti andava di raccontarci perché avessi sentito la necessità di aggiungere appunto delle altre parole, e perché proprio in questo momento. Allora, grazie intanto dell'invito da parte di M9, di Livio, non so più dove sia, e grazie a voi che mi accompagnate in questa presentazione. Una piccola precisione: io non sono più responsabile esteri del PD, non vorrei coinvolgerlo. Chiedo scusa per questo. Lo ero quando ero nella segreteria di Nicola Zingaretti. E perché l'ho scritto? Non l'ho scritto in questo periodo, ovviamente, l'ho scritto a molta distanza dai fatti di Gaza. L'ho scritto perché vedo trascolorire la memoria della Shoah, e perché temo che questa si sclerotizzerà, si indurirà e possa diventare a breve tempo, in particolare questo evento che noi giustamente, per fortuna, qui voi celebrate, quello del Giorno della Memoria, possa diventare un evento di puro ricordo, mentre io penso che la memoria differisca dal ricordo degli eventi della storia per il contenuto educativo che tramanda. D'altra parte non sono io, ma è stata Liliana Segre, peraltro alla presentazione del mio libro, a dire che temeva di aver vissuto invano. Liliana Segre lo ha detto nei giorni, appunto, perché il mio libro è uscito mi pare il 7 novembre, non so, comunque un mese dopo l'inizio, il massacro di Hamas e poi l'inizio della guerra di Gaza, e quindi temo che lei lo abbia detto perché vedeva nel mondo una serie di concatenazioni terribili che non le permettevano di considerare che il suo insegnamento, come quello degli altri testimoni, fosse stato utile. E non sono soddisfatto della memoria come pura di quegli eventi, e in generale come puro atto di ripetizione. E penso invece che noi siamo figli del Novecento, e d'altra parte lo dico nel museo, giusto, ecco. Noi siamo figli del Novecento, e che tutta la struttura mentale, sociale, politica nella quale viviamo è
in qualche modo figlio di quell'epoca, con tutte le evoluzioni e le modificazioni che ci sono state, con tutte le nuove domande, i nuovi assetti, ma che dentro la vicenda della Shoah ci siano iscritte delle lezioni che sono totalmente attuali. Le lezioni che riguardano, io non sono uno storico, ovviamente, anche se mi sono dedicato allo studio di quegli eventi, ma sono le lezioni che riguardano le crisi delle democrazie, delle parademocrazie che si infransero con la nascita del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, i meccanismi con cui nascono le dittature, con cui possono nascere le dittature, i meccanismi con cui nelle dittature cresce il consenso, i meccanismi con cui nel consenso si deriva l'amore, l'adulazione assoluta e la cessione di libertà di milioni di persone ad un capo, e infine i meccanismi per i quali questa adulazione, questa schiavitù per un capo, questa cessione di libertà individuale ad un unico gestore della propria esistenza alla fine si conclude nell'odio verso qualcuno o verso qualcosa. E dentro questo l'indagine sul comportamento umano. Io credo che il principale, è una mia impressione, non è dimostrabile, che il principale testimone che mi abbia lasciato mio padre, questo libro non è derivato solo dalle storie di mio padre, è derivato da moltissime testimonianze che io cito, da molti studi che io cito, anche alcuni racconti di mio padre. Il principale testimone che mi sia stato lasciato sia quello dello scavo dentro il comportamento umano, perché ho ricavato questa impressione dal fatto, qui non ne parlo in questo libro, ne parlavo nel primo libro, che mio padre non mi abbia raccontato tutto l'abisso del comportamento umano che ha visto. Faccio un esempio che riguarda, in quel primo libro io ho raccontato del fatto che ho scoperto, leggendo il libro di un altro sopravvissuto, Tadeusz Borowski, un combattente comunista antinazista polacco, cattolico comunista, che viene deportato a Birkenau, e capisco dalle sue parole, dal suo diario che scrive, che si chiama Paesaggio dopo la battaglia, cioè diario, racconto della sua permanenza, Paesaggio dopo la battaglia. Capisco che lui ha lavorato fianco a fianco con mio padre nel luglio, nell'agosto del 1944 sulla banchina dei treni di Birkenau, che insieme hanno svuotato quei treni dei deportati che poi inducevano nella fila di coloro che andavano alla camera a gas, che insieme hanno ripulito i carri bestiame, che insieme hanno purtroppo dovuto consegnare alle SS coloro che non erano riusciti a scendere, i neonati, i disabili, gli anziani, che hanno avuto sorti tremende. Come forse sapete, come sappiamo tutti da molte testimonianze, i neonati spesso venivano fatti oggetto dalle SS, che poi li recuperavano di lancio in aria per farne tiro a segno. I disabili fisici venivano spesso gettati nel fuoco subito, non nei forni crematori, o comunque portati nei forni crematori insieme a dei carri di morti, come ci sono delle testimonianze che cito. E mi sono chiesto come mai mio padre non mi avesse raccontato il punto più basso del comportamento umano che lui aveva visto, non solo quello degli assassini, ma anche quello delle vittime. Tadeusz Borowski si sofferma, come del resto fa magistralmente Primo Levi nei Sommersi e Salvati, si sofferma su un episodio in cui nel suo gruppo di prigionieri polacchi, compagni, amici, con i quali condivideva evidentemente, aveva condiviso la battaglia, la lotta antinazista, e poi condivideva i sogni, le speranze, la sofferenza, la fame, e con i quali nella sosta a metà giornata in cui veniva distribuita questa zuppa di acqua e bucce di patate o di rape, a seconda dei giorni, poteva capitare, lui racconta, raccontandoci così di ciò che può accadere anche nelle vittime se trasformate in particolare dall'istinto di fame e comunque in generale dalle vessazioni, che qualcuno rubasse al proprio compagno il cibo, pur sapendo che con un'alimentazione che variava intorno alle 400 calorie al giorno, anche l'assenza di un solo pasto poteva causare la morte del compagno, dell'amico.
E questi due estremi della disumanizzazione degli assassini e della disumanizzazione delle vittime, peraltro ricercata dai nazisti, come ci insegna Franz Stangl in Quelle tenebre, l'intervista che gli fece Gitta Sereni, cioè il meccanismo con cui i nazisti volevano che le vittime perdessero le caratteristiche dell'umano e della solidarietà, perché per loro fosse più facile uccidere coloro che potevano ritenere bestie e non più uomini, che sono i sommersi di Primo Levi. Mio padre non mi ha raccontato di questi due estremi inferiori del comportamento umano e mi sono chiesto come mai non me l'avesse raccontato, me lo sono chiesto per tanto tempo, soprattutto quando lessi queste pagine di Borowski che mi apparvero come una fotografia di mio padre 19enne lì sulla banchina di Birkenau, intento a, purtroppo per lui, a osservare o addirittura essere un pezzettino del meccanismo che portava i nazisti a fare quelle cose. E mi sono dato 3 tipi di risposte. La prima è che, vabbè, non me l'hai raccontata perché prima ero piccolo, poi adolescente, poi ha iniziato a parlare in pubblico papà quando io avevo 14 anni, non in privato, e nella sua dimensione pubblica alcune parti magari non le ha raccontate. La seconda è perché questi racconti, la mia spiegazione, facevano male anche a loro. A loro faceva male raccontare cosa avevano visto fare a dei loro compagni, oltre a quello che ovviamente di terribile avevano visto fare agli assassini. Papà raccontava sempre di questo Giulio Levi, che era un suo compagno di baracca a Stutthof, al nord, a Danzica, dove era stato trasferito a ottobre da Auschwitz, questo luogo che era un po' migliore di Auschwitz, era un campo di aviazione, ma faceva meno 30 gradi, e dove nella baracca una notte a Giulio Levi rubarono, che era il più caro amico di mio padre, rubarono gli zoccoli di legno, quindi glieli rubò uno che dormiva accanto a loro. Poi non erano le grandi baracche di Auschwitz, erano delle piccole, sapendo ovviamente che un essere umano, il loro lavoro era quello di spingere gli aerei sulle piste, a meno 30 a piedi nudi muore, e infatti dopo aver cercato inutilmente di procurarsi degli altri zoccoli, Giulio Levi uscì con mio padre a lavorare a questi aerei e morì stecchito. E quindi che facesse male a loro raccontare ciò di irraccontabile che avevano vissuto. Poi, come altri raccontano, che si vergognassero di raccontare alcune cose. Primo Levi dice che si vergognavano anche, e mio padre anche lo diceva, di essere sopravvissuti loro e non altri. Mio padre diceva: perché io e non mia madre? E terzo, nella seconda fase della risposta, terzo punto della seconda risposta, per il timore di non essere creduti, che rimarrà anche dopo che loro non ci sono più. Terza e ultima risposta che mi sono dato è che nella vita, a volte o spesso, non lo so, dipende dai casi, spesso tra i genitori e i figli, il non detto è importante come il detto, e che ciò che lui non mi ha detto o non è riuscito a dirmi o non ha potuto dirmi sia in fondo per me uno sprone, una molla per continuare a scavare nella comprensione del comportamento umano, perché quello è il nostro compito dopo quello che è successo. Grazie intanto già per questa densità di questa prima risposta. Sono usciti tanti temi che poi riprenderemo sicuramente, dallo scavo nel comportamento umano al tema dell'abisso, perché sono, diciamo, elementi centrali in quella che è la memoria della Shoah e che è importante in questo momento ricordare, ecco, in giornate come queste. Un punto molto importante è che effettivamente una delle qualità del libro, come ricordavi adesso, è che di fatto è una costellazione di riferimenti sia dal punto di vista delle memorie che vengono recuperate, delle testimonianze, ma anche di riferimenti a studiosi, studiose, intellettuali che effettivamente si sono occupate o comunque interessate di provare a spiegare o quantomeno comprendere, o meglio, quantomeno spiegare e non necessariamente comprendere quello che è stato la Shoah.
Tra le varie citazioni ce n'è una di Bauman, in cui diciamo si cristallizza un elemento che ritorna spesso nel libro, che è appunto quello del fatto che la Shoah può essere di fatto, il significato della Shoah sta appunto nel fornire una lezione per l'umanità. E in questo volevo chiedere a Simon se ci aiutava a ragionare su due, diciamo, nodi fondamentali, che sono quello dell'indifferenza da un lato e quello della responsabilità dall'altro. In questo senso, appunto, come torni spesso nel libro, la lezione sta proprio nel fatto che, nel riconoscere il fatto che la Shoah sia radicata in quella società e quindi sia parte di quella società e che da questa società si sia poi appunto generata, ed è ha a che fare con quella difficoltà del prendere atto che appunto non è qualcosa d'altro, ma è qualcosa che ci riguarda, che ci può riguardare, che può appunto ci mette in guardia in qualche modo rispetto a quello che può accadere. E il rischio, infatti, diciamo, il corollario di questo pensiero, del pensare che invece la Shoah sia qualcosa d'altro, di fatto ci allontana dalle colpe, ci fa pensare che le colpe siano solo appunto in altre persone, e che quindi di fatto conduca poi all'autoassoluzione. Ecco, in questo senso ci sono questi due termini, da un lato l'indifferenza, dall'altro, diciamo, l'assunzione di responsabilità, che sono contigui ma che non sono esattamente la stessa cosa, nel senso che da un lato l'indifferenza rimanda forse a qualcosa di più emotivo per certi versi, dall'altro l'assunzione di responsabilità è più politico, ecco. Quindi appunto volevo chiedere a te, Simon, se ci aiutavi a fare un po' di ordine tra questi termini, e se puoi dirci se secondo te in che modo questi testi, come quello appunto di Emanuele, ci possono aiutare invece a radicare un senso di responsabilità nella nostra società. Sì, grazie, buonasera. Intanto ringrazio M9, Livio Carrer, la direttrice e tutto lo staff per questo invito. È un grande piacere e un privilegio tornare per discutere con Emanuele Fiano del suo ultimo libro, e grazie anche a Elena Cadamuro che ci conduce in questa serata. Credo che in effetti questo libro ha al centro evidentemente il rapporto di Emanuele Fiano con suo padre, con la storia di suo padre, oltre che con le storie di molti altri sopravvissuti che hanno scritto su questo e che in alcuni casi Emanuele Fiano ha anche conosciuto personalmente. Ma il dialogo con suo padre, iniziato diciamo dal punto di vista editoriale, della scrittura, almeno sul piano pubblico, con il libro Il profumo di mio padre, uscito alcuni anni fa, credo sia, diciamo, il cuore pulsante di una riflessione evidentemente più ampia sul problema dei meccanismi che hanno reso possibile la Shoah e sul tema della memoria della Shoah e della testimonianza della Shoah. Da tempo si riflette, gli storici e non solo riflettono sulla fine dei testimoni, il fatto che per motivi anagrafici i testimoni sono quasi tutti ormai scomparsi. Ricordiamo che la senatrice Segre è con noi e le auguriamo lunga vita, anche perché fu deportata che aveva 12 o 13 anni, e quindi già alcuni anni fa David Bilussa scrisse questo libro intitolato Dopo l'ultimo testimone, e da tempo gli storici e anche così letterati, teorici, anche i teorici della storia, i teorici della memoria, si concentrano e stanno riflettendo sul problema della post-memoria. Hanno scritto da tempo sulla memoria di seconda e di terza generazione, che cosa significa la memoria del non provato, cioè il fatto che la generazione successiva a quella di Emanuele, la mia, negli anni ad esempio 70, quella dei nipoti, di chi era stato perseguitato, trasmetteva e si occupava, riceveva una memoria di qualche cosa che non aveva vissuto direttamente. E questo evidentemente pone delle sfide sia ai figli e ai nipoti dei testimoni che alla società più in generale. Anche se devo dire che da storico io guardo con meno preoccupazione a questi processi, perché in generale la storia si è sempre scritta in assenza dei testimoni o dopo aver dialogato con loro, e noi abbiamo registrato milioni di ore e
milioni di pagine di testimonianze. Naturalmente questo ci preoccupa particolarmente per un evento catastrofico come quello della Shoah, in cui i testimoni stessi, i sopravvissuti, hanno temuto, come si diceva, di non essere creduti per la portata della violenza inaudita che essi avevano subito e testimoniato, ricordandoci sempre, secondo così il monito di Primo Levi, appunto, che noi abbiamo, diciamo, la memoria dei salvati e non quella dei sommersi. Devo dire che i sommersi salvati è in qualche modo forse un po' un modello, un grande modello della riflessione di Fiano in questo libro, che si muove tra testimonianza personale, anche se ovviamente Emanuele non parla di sé, ma di suo padre e di altri che hanno vissuto quell'esperienza, e di riflessioni più generali sull'animo umano e sulle sue, anche le sue perversioni e i suoi abissi di comportamento e di memoria. Com'è complicato ricordare quelle vicende, ce lo spiegava sulla base delle vicende di suo padre poco fa Emanuele, e ricordiamo la riflessione di Primo Levi nei Sommersi e Salvati: la memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace. Lui stesso si rendeva conto io però appunto dico, c'è stata per certi versi, lo dico con il massimo rispetto ovviamente per le vicende di cui stiamo parlando e per la testimonianza e le vicende personali e familiari di Emanuele e di migliaia di altri sopravvissuti, c'è stata anche una totemizzazione del testimone, nel senso che si è pensato troppo a lungo, è quasi una strumentalizzazione, quasi una delega. Io ricordo Marcello Pezzetti del CDEC che anni fa diceva: noi riceviamo ogni anno al CDEC telefonate, dicono per domani vorrei un testimone al liceo X, per cortesia, perché è il giorno della memoria. Ecco, la testimonianza su commissione, c'è stata quasi una mercificazione della testimonianza. Ora noi abbiamo per fortuna registrato milioni di ore e abbiamo milioni di pagine di testimonianze, e su questo dobbiamo continuare a trasmettere quello che è successo, e soprattutto dobbiamo trovare, su questo mi piacerebbe sentire Emanuele, perché sono convinto che lui condivide quest'idea, una possibilità e una capacità di un'interpretazione universalistica del giorno della memoria. Cioè il giorno della memoria ricorda delle vicende specifiche che sono avvenute nella seconda guerra mondiale, che hanno colpito in primo luogo gli ebrei, ma anche molte altre minoranze, politici, omosessuali, rom, testimoni di Geova, eccetera, eccetera, disabili, ma quelle vicende lasciano, diciamo, un monito per il futuro che riguarda quei termini su cui Elena Cadamuro ci sollecitava, sollevati la riflessione di Zygmunt Bauman in Modernità e Olocausto, cioè responsabilità e indifferenza. Ricordiamo che indifferenza è la parola che la senatrice Segre ha suggerito di mettere all'ingresso del memoriale della Shoah. Il primo passo verso la violenza e la violenza collettiva, il primo passo verso ogni forma di antidemocrazia e di persecuzione è l'indifferenza. E questa indifferenza ha riguardato milioni di italiani nel corso del regime fascista, di fronte alla persecuzione degli antifascisti e poi di fronte alla persecuzione degli ebrei. Molti italiani hanno aiutato gli ebrei, molti ebrei sono stati salvati, molti altri sono rimasti indifferenti e li hanno in alcuni casi anche traditi. Il tema della responsabilità, e concludo, è un tema altrettanto importante. Zygmunt Bauman ha mostrato come la Shoah sia stata resa possibile da una segmentazione burocratica delle funzioni che hanno portato alla realizzazione della macchina dello sterminio, cioè quelli che, come ha spiegato già Raoul Hilberg, hanno compiuto diciamo, le funzioni dure della distruzione di massa nei campi di sterminio o nella fase delle fucilazioni di massa in Europa dell'Est, quando il nazismo e anche il fascismo, inizialmente alleati, progredivano verso l'Unione Sovietica. Quella fase è stata realizzata da un numero consistente di persone, ma c'è stato bisogno di una segmentazione burocratica delle funzioni, per cui c'è stato bisogno di segretari che stilassero liste di ebrei, anche in questo paese durante la Repubblica Sociale nel 1943-1945, c'è stato bisogno di persone che guidassero autobus o treni verso
fossili di Carpi e poi verso Auschwitz, portando, faccio l'esempio degli italiani, ma questo meccanismo si è ripetuto, Bauman ce l'ha spiegato, in tutta Europa milioni di volte. C'è stato bisogno di funzionari di polizia che sequestrassero i beni ebraici una volta che questi ebrei erano stati deportati, depredassero. E quindi questa doppia questione della indifferenza e della responsabilità è stata centrale come meccanismo nella Shoah, ma sono due atteggiamenti che noi vogliamo, a partire dal giorno della memoria, respingere definitivamente e vogliamo diciamo, stigmatizzare attraverso una interpretazione appunto universalistica del giorno della memoria, che ha riguardato e ricorda le vicende della Shoah, ma deve costituire un monito per l'Italia di oggi, per costruire una società antirazzista, tollerante, inclusiva, e quindi un'Italia che sia l'opposto di quella che si è realizzata durante il fascismo nella sua fase più estrema. Ecco, quindi approfitto per chiedere appunto a Lele Fiano quali sono le lezioni che ci vengono dal giorno della memoria e che noi dobbiamo proporre all'Italia di oggi, visto che lui fa politica anche e questa è la sua professione. Grazie. Ma intanto per movimentare il dibattito non sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto. Ovviamente l'indifferenza è al centro del nostro sguardo critico su quello che è successo allora, ma purtroppo vorrei, diciamo, non è che non sono d'accordo, vorrei peggiorare la tua visione. L'indifferenza è una caratteristica che convive benissimo anche con la democrazia, non è una caratteristica solo delle dittature, purtroppo, anzi. Quindi se vogliamo attualizzare questa cosa, purtroppo noi siamo pieni di indifferenza. Potrei citare le cose che hai citato tu per i morti del Mediterraneo o in alcuni casi per le guerre in corso o per molte altre questioni. E anche l'altra questione molto centrale che tu hai citato, che anche mi ha appassionato, cioè quell'idea appunto baumaniana che ne fa, come dire, che descrive la Shoah come un esito caratteristico della modernità, proprio perché la modernità segmenta le responsabilità nelle società complesse, che poi appunto è una visione che deriva da un'impostazione che aveva già avuto il primo grandissimo storico della Shoah, cioè Hilberg, e che poi arriva in parte fino a quell'altro storico Goldhagen che ha scritto I volenterosi carnefici di Hitler. Ma anche quella, io che sono più sulla posizione di un altro, secondo me, ottimo storico che ha scritto Uomini comuni, Browning, anche lì a me non ha tanto soddisfatto Bauman, cioè quello che voglio solo dire, e per questo arrivo alla domanda tua centrata sull'oggi, non basta quella caratteristica della modernità, cioè la segmentazione delle responsabilità. Il problema è l'ideologia che spingeva gli uomini, le cui responsabilità venivano segmentate e che risultarono indifferenti nella maggior parte, diciamo, a quello che andava accadendo, a compiere quello che accadeva. Io sull'oggi la metterei così, ma è una cosa che mi permette, e sono sicuramente in questo d'accordo con te, che mi permette contemporaneamente di parlare del Novecento e di parlare del 2000, cioè, alla base della nascita delle due dittature fondamentali di cui stiamo parlando, fascismo e nazismo. Queste sono precedute da una spaventosa crisi economica e sociale. L'Italia del dopo prima guerra mondiale, il nazismo che prende corpo e forza durante la crisi internazionale della finanza del 29. Si cita sempre poco quando si parla del nazismo, si parla della crisi della Repubblica di Weimar, ma c'era stato anche il 29, e oltre al fatto che la Germania aveva perso la guerra, che doveva tutti quei miliardi di marchi a Gran Bretagna e a Francia, c'era la crisi internazionale. E questo portava decine di milioni di uomini, in Italia prima, con l'inizio degli anni 20, con la nascita del fascismo, in Germania poi, a una condizione individuale, materiale, negativa. Le persone non hanno da mangiare, le persone che non hanno certezza del futuro, che non sanno se lo stipendio gli arriverà, se sarà sufficiente. L'Italia del 1918-19 era un'Italia con un'economia distrutta,
che aveva avuto 700.000 morti. L'Italia tra il 1914 e il 1918 ha speso una cifra di denaro per l'economia della guerra pari a quella spesa tra il 1861 e il 1914. Se io vi traducessi questo nei numeri di oggi, non potremmo quasi quantificarli, 50 anni di spesa contro 4 anni di spesa. Era un'economia distrutta e c'erano milioni di militari che erano tornati da quella guerra, i 2.300.000 militari che erano tornati vivi, molti rovinati nel fisico, feriti, mutilati, molti che vedevano la loro attività che si era rovinata, l'agricoltura italiana era devastata dal fatto che tanti milioni di uomini li avevano abbandonata, e anche le attività più industriali, anche se la principale attività italiana in quel momento era ancora l'agricoltura. E in quel momento delle crisi sociali, per la Germania potremmo fare un discorso analogo, che prendono corpo i fermenti che fanno nascere le dittature. A me ha sempre molto colpito quella bellissima narrazione che fa Antonio Scurati del comizio che D'Annunzio tiene in Campidoglio a qualche migliaio di militari a cavallo tra il 18 e il 19 tornati dalla guerra, che erano rabbiosi nei confronti del governo perché il governo Orlando non aveva ottenuto a Versailles, al tavolo della pace, ciò che aveva chiesto, i territori liguri francesi, i territori dalmati, ed erano frustrati perché quando erano in trincea con un fucile in mano pensavano ovviamente di essere supereroi perché potevano decidere della vita e della morte del proprio commilitone, difenderla o della propria, o decidere della vita e della morte di uno o di più nemici, ed erano stati magari chiamati eroi per qualche giorno, avevano anche ricevuto delle medaglie, e poi tutto era finito, di un governo che non sapeva in quel momento governare l'Italia, di un re imbelle, di un'economia distrutta, e poi avevano paura. Erano frustrati, avevano rabbia, avevano paura del futuro. Il futuro non si vedeva, non si capiva. Poi appunto gli storici vi possono raccontare quanto quella frattura della Prima Guerra Mondiale sia decisiva nella storia della modernità del Novecento, che si infrange completamente. Perché quel racconto è attuale? Perché al fondo della ricerca di un cambiamento dell'assetto delle democrazie, dell'assetto del governo, del desiderio che qualcuno si prenda un pezzo consistente della tua libertà e che decida per te. Al fondo c'è la condizione umana, sociale, il bisogno sociale, il bisogno materiale, il bisogno economico, il bisogno del supporto. Mi è sempre piaciuta molto, non so se la condividi, quella frase di Wilhelm Reich, lo psicanalista che scrisse la psicologia di massa del fascismo, lo scrisse negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente era scappato in America dalla Germania perché ebreo, che scrisse in questo un libro molto datato e anche superato, diciamo, che però ha dentro delle intuizioni, poi secondo me esagerato, lui aveva tutta una teoria sessuofobica che riguardava la nascita del nazismo, ma comunque dice: non dobbiamo domandarci perché milioni di persone aderirono alle dittature del Novecento, ma perché la desiderassero, perché desideravano che uno li guidasse, colpiti da questa frustrazione. E Scurati racconta di questo comizio di D'Annunzio. D'Annunzio era ovviamente il più grande intellettuale dell'epoca, uno dei più grandi, comunque un grandissimo comunicatore, anche un grandissimo affabulatore, un inventore di parole, uno che sapeva raccontare in quel momento il suo paese, e sapeva, come noi diciamo oggi di tanti come dire, leader populisti di cui spesso io e Simon chiacchieriamo, sapeva parlare alla pancia delle persone. Fa questo comizio con qualche migliaia di ex militari nella piazza del Campidoglio a Roma, e da mesi coglie la loro rabbia, la loro paura, la loro frustrazione, e conia quello slogan che viene dall'antico, ma lui lo rinnova, della vittoria mutilata. Lui gli dice: voi, siete voi che avete consegnato all'Italia una vittoria in questa guerra. È il vostro sacrificio e dei vostri commilitoni morti e i vostri arti mancanti che hanno dato onore a questo paese. E poi il vostro onore è stato tradito e vi hanno tolto questa vittoria che voi avete ricavato. Avete ricevuto una vittoria mutilata. Li traduce con 2 parole la loro frustrazione, e fotografa la situazione
gran parte della società italiana di quel momento. Poi lui la tradurrà nella volontà di potenza, diciamo, di nicciana memoria, convincendoli che bisogna riprendersi la storia con le proprie mani e andare a occupare Fiume. Ma è sulle spalle di questo tipo di ragionamento, di sensibilità, che Mussolini di lì a pochi mesi, nel marzo del 1919, fonda i fasci di combattimento, e guarda caso li fonda con un linguaggio che deriva dal militare. I fasci di combattimento, le milizie sono i primi gruppi organizzati, gli arditi che vengono dall'esercito, i camerati si chiamano tra di loro, tutto il linguaggio militare deriva da quel momento, da quella terribile crisi. E potrei fare un discorso analogo sulla nascita del nazismo. La nascita del fascismo non è stata solo questo, io cito un meccanismo, c'è molto altro, poi c'è il biennio rosso, il ruolo degli industriali, dei latifondisti, ma mi interessa questo aspetto perché questo è attuale, perché nella politica i vuoti si riempiono, perché quando noi osserviamo la crescita negli ultimi 25 anni esponenziale dei fenomeni di nazionalismo e di populismo in Europa, noi dobbiamo osservarli in contemporanea, come se fossero due curve parallele, dell'aumento di determinate problematiche, delle 3 crisi finanziarie spaventose che l'Occidente ha attraversato, che abbiamo superato con tanti metodi, non ultimo l'innovazione del debito comune europeo e i fondi del PNRR, e prima il whatever it takes di Mario Draghi, cioè il fatto di dare soldi perché le economie si salvassero. Ma noi abbiamo attraversato delle crisi economiche di cui parliamo poco, che per dimensione sono superiori alle crisi economiche che produssero le 2 guerre mondiali, e abbiamo avuto un aumento delle diseguaglianze e un aumento. I poveri in Italia negli ultimi 10 anni sono aumentati, mentre aumenta il valore dell'intelligenza artificiale, mentre aumenta il valore delle grandi società californiane che ci forniscono o le risposte alle domande su internet, o ci portano a casa dei beni come Amazon. Aumenta la povertà, in Italia i poveri assoluti sono 5 milioni e mezzo, un italiano su 6, 1 su 6 di quelli che vedete in strada in Italia ha problemi di alimentazione, non può alimentarsi come vorrebbe. E questa è l'attualizzazione di quella lezione. Quando poi non ricevono risposte, le cercano da un'altra parte. Alcuni di loro possono credere a chi gli racconta che serve una semplificazione dei modelli decisionali. Putin 7 anni fa, in un'intervista ai principali quotidiani internazionali, tra cui il Corriere della Sera, ci disse: le democrazie liberali sono finite, servono democrazie illiberali. 7 anni fa. E lo seguì a ruota Orban. E Salvini fece apprezzamento per questa affermazione di Orban. Illiberali. Era la prima volta che Putin non è a capo di una democrazia, ma comunque di un grande paese che confina, diciamo, con l'Europa, che riguarda la Russia bianca, è un pezzo di questo continente. Era la prima volta che dalla Seconda Guerra Mondiale sentivamo circolare con così tanta libertà una parola che significa meno libertà. È la stessa ricetta del Novecento. Di fronte ai problemi complessi, e noi dovremmo riflettere anche su quanta irrazionalità è venuta fuori nei 2 anni e mezzo del Covid, di fronte alla complessità dei problemi. Guardate, il Covid non era un problema di guerra, non era un problema di razzismo, non era un problema, diciamo così, classico sociale, nel senso che la socialità deriva dai meccanismi economici, ma era un problema complesso. Era un fenomeno di cui non conoscevamo l'origine, all'inizio, dico, nei primi giorni, settimane. Non conoscevamo l'intensità, non conoscevamo le conseguenze, non conoscevamo le cure. È un manifesto di che cosa sia un problema complesso sociale, diffuso, che può determinare paura, può determinare frustrazione. Che cosa sono state le immagini dei camion di Bergamo, se non l'effetto su di noi di determinare paura, frustrazione? E poi abbiamo avuto, quanta rabbia abbiamo avuto nei confronti dei governanti, e addirittura abbiamo avuto delle, come potrei dire, ritorno al futuro, come quel film americano, quando abbiamo visto che una manifestazione contro il vaccino guidata dagli estremisti di destra si trasformava nell'aggressione alla sede del principale sindacato italiano a Roma nell'ottobre di 3 anni fa. Di fronte alla complessità e in concomitanza con delle crisi sociali è sempre possibile che qualcuno ci proponga delle semplificazioni della democrazia, dicendoci no, si rimane nella democrazia, però c'era uno
che non c'è più, quindi pace all'anima sua, che aveva proposto che le leggi in Parlamento le approvassero solo i capigruppo, no? Per semplificare, 5-6 persone si trovano. Adesso è stata presentata una nuova proposta di organizzazione della democrazia parlamentare, diciamo. Non sto parlando di ritorno al fascismo, ma sto dicendo, se tu mi chiedi qual è l'attualità di quelle cose, è il rapporto tra l'organizzazione dei sistemi sociali collettivi e il tema di come si affrontano i problemi complessi del nostro tempo. Il rischio di ripetere pezzi della storia del Novecento, secondo me, è sempre dietro la porta. Su questo volevo appunto recuperare un riferimento anche all'interno del libro, perché poi anche ripensando a tutte le cose che sono già uscite in questa parte della serata, se penso ad una funzione che può avere effettivamente il giorno della memoria, è proprio quello di riuscire a ricostruire la complessità, in questo senso storicizzare e vedere appunto, ricostruire le cause, capire quali sono stati i punti di origine e in questo è fondamentale quello che ricordavi, il momento di crisi, la difficoltà anche nella vita delle persone e dall'altro riconoscere il fatto che non era solo irrazionalità, c'era comunque la risposta ad un desiderio di fatto delle persone, ad una necessità sociale e politica in questo senso e credo che in questo la continua tensione nel riuscire a tenere dentro al ragionamento quella dicotomia tra bene e male, tra quello che può essere razionalità e irrazionalità e capire che appunto è qualcosa che sta dentro le nostre società, credo sia effettivamente un buon esercizio di memoria in questo senso per costruire un senso di democrazia ben radicato, perché appunto l'obiettivo è quello di cercare di vedere appunto quali sono le cause, le conseguenze, senza necessariamente costruire dei percorsi diciamo deterministici, ecco, però riuscire a vedere quali sono qual è lo spettro ampio ecco, di determinati fenomeni. E in questo senso nel libro secondo me esce molto bene quella compresenza tra bene e male che sta nelle persone in questo senso e che credo parli anche del fatto che si tratta di un trauma di fatto ancora tale. In esergo del libro tu citi Nietzsche con questa frase: soltanto quel che non cessa di dolorare resta nella memoria. E credo sia una frase molto eloquente, sicuramente per una parte, direi, della popolazione e in modo un po' provocatorio vorrei chiederti, secondo te è qualcosa che di fatto dolora anche nella società che abitiamo oggi o è qualcosa che sta un po' da parte? Ma io quando ho letto quella frase di Nietzsche, che peraltro penso che sia un pensatore da leggere molto per pensare al Novecento, e l'ho presa come un esergo che mi riguarda. E devo dire, adesso è tanto che non lo dico, che non ci penso, ma io ho iniziato a fare politica all'inizio degli anni 90, nel 93, e poi, quindi abbiamo passato i 30 anni, e poi nel 97 sono entrato in Consiglio Comunale a Milano. Io poi ho ricostruito questa cosa anche con uno scavo psicologico, psicanalitico, personale. Ci sono entrato con molta rabbia nella politica e la politica per me è stata una straordinaria medicina. Ci sono entrato con rabbia per quella che era stata la storia della mia famiglia. Mi sembrava che non fosse compresa. Quando io sono entrato in politica non c'era il giorno della memoria. Tra l'altro io invitai per la prima celebrazione del giorno della memoria in Consiglio Comunale a Milano Liliana Segre, che non era ancora così tanto conosciuta, che fece un racconto straordinario. E così una rabbia che secondo me è un sentimento da ascoltare con attenzione, appunto perché può portare anche alle dittature, ma guardate che è esattamente quello che succede oggi quando pensiamo ad alcune cose che portano al razzismo, quando pensiamo al tema dell'immigrazione, al tema della sicurezza e la mia era una rabbia perché mi sembrava che di quella vicenda i miei colleghi politici che iniziavo a conoscere, a frequentare,
forse nel mio partito di allora di più, ma comunque in generale non sentivo questa condivisione di questo trauma che aveva spezzato il Novecento, ma e che aveva anche spezzato la mia famiglia. Quindi posso solo dire che io non parlo tanto della politica attuale o in generale della politica nel libro o nei libri, ma in realtà è sottostante. Il fatto di occuparsi degli altri per me è stata una medicina, ma qui parlo di una condizione personale, perché essere figlio di un sopravvissuto, poi mio padre ha avuto un carattere molto forte, non è che è stato sopravvissuto e se n'è stato da solo in salotto, è stato un sopravvissuto ed era un sopravvissuto che soffriva, che poi ha iniziato a raccontare di questa sofferenza, ma comunque soffriva, era, come ho raccontato a lungo nel mio primo libro, era un uomo che mi chiedeva di essere forte, che non dovevo assolutamente piangere, mi urlava come una femminuccia, lo dico mi scuso per il politically incorrect, ma che piangeva invece. Era un padre che piangeva continuamente, che si commuoveva quando leggeva nella Pasqua ebraica il tratto che dice noi fummo schiavi del faraone e lui diceva che era stato lui schiavo e poi piangeva se leggevamo una lapide che trovavamo che riguardava qualche caduto o partigiani o lager. E quindi io sicuramente mi sono portato dietro questa ferita e l'ho curata con questa medicina che si chiama politica diciamo spero buona, occupandomi delle questioni generali. E anche questo libro, c'è un altro esergo che io amo molto, che è di Todorov, che dice l'unicità della Shoah non preclude la lezione universale che se ne trae. Io sono in questa fase della mia vita, cioè non amo affatto discutere dell'unicità della Shoah, mi interessa veramente poco, non capisco bene adesso cosa serve se tu stai facendo uno studio dell'antisemitismo, a parte che io non credo, come diceva infatti Simon, che si possa descrivere la Shoah unicamente come ennesimo capitolo dell'antisemitismo. Ci sono delle cose in più, quelle che diceva lui sulla modernità, quelle di cui vi parlavo io sulla nascita della dittatura, ma mi interessa poco. A me interessa la lezione universale che si trae e io penso che nella vita di ciascuno di noi, diciamo, questa sarebbe anche una regola delle scienze psicologiche, della psicanalisi, la rabbia, se tu la tiri fuori e la risolvi trasformandola in una, diciamo così, scoprendo qual è la medicina per risolvere questa rabbia, può diventare effettivamente un insegnamento universale. Grazie. Anche solo per il riferimento alla rabbia, che è un sentimento politico molto importante di cui tenere conto e anche da in qualche modo saper trasformare, ecco. Sì, diciamo, c'è qualcuno che la sfrutta la rabbia, noi dovremmo pensare a risolvere i motivi da cui nasce. Assolutamente. Vorrei continuare, diciamo, rivolgere la stessa domanda in qualche modo anche a Simon e chiederti, ormai sono diversi anni, è più che maggiorenne il giorno della memoria, secondo te che bilancio si può fare a questo punto? È un giorno che ci parla ancora, visto che siamo qui in questa giornata, per questa occasione, per questa ricorrenza? Si tratta di un trauma ancora percepito come tale e effettivamente la lezione universale della Shoah è qualcosa che credi abbia in qualche modo un bacino d'ascolto? Credo che questa sia una domanda importante e mi fa piacere poter così avviare o rinnovare una riflessione anche con Emanuele Fiano su questo, che se ne è molto occupato per motivi familiari e non solo. E prima di giungere, come forse faremo alla conclusione del nostro incontro, alle risonanze più attuali al problema di come anche la violenza a livello internazionale risuona attorno al giorno della memoria, che tipo di echi può avere, vale in effetti la pena fare una riflessione che ormai si fa da parecchio tempo. Io vi accennavo a proposito di post memoria su come la giornata memoria si sia trasformata nel corso di oltre 20 anni, da cui ormai nel corso dei quali ormai si è celebrata e ricordata.
Credo che ci sono stati, è stato fin da principio un fatto molto complesso, perché mi è capitato di dirlo altre volte, ricordare per legge non è facile, e si introducono degli elementi che sono quelli che hanno portato in un certo senso la memoria della Shoah dall'era della memoria all'era della commemorazione, che è in qualche modo insita anche in questo passaggio che descrivevamo, legato alla scomparsa dei testimoni. Vedete che tra ricordare e commemorare ci sono due livelli evidentemente del ricordo. Il secondo è più freddo, è più istituzionalizzato, e quando appunto si comanda per legge questa cosa funziona, ma funziona fino a un certo punto. In un certo senso abbiamo visto in questi anni il prevalere della giornata della memoria nel calendario civile italiano rispetto ad altre date militanti che sembravano trascolorare, come il 25 aprile, che ha una sua complessità e sempre meno sembra mobilitare le folle, e il 27 gennaio invece, in una fase diciamo post-ideologica e in un certo senso post-politica, ha preso piede anche perché è molto interno al paradigma vittimario, cioè al fatto che è un momento di commemorazione delle vittime, e le vittime mettono tutti d'accordo, perché il dolore in linea di massima mette tutti d'accordo, non è più il problema della soggettività politica come nel 25 aprile. Ce lo ricordava anche oggi nel Domenicale del Sole 24 Ore David Bidussa, cito di nuovo lui, non a caso è un amico comune, anche un maestro, per tutti e tre peraltro, perché anche Elena ci lavora adesso alla Fondazione Feltrinelli. Bidussa ricordava che uno dei problemi è il fatto che il giorno della memoria è stato molto vittimario e ha messo molto poco al centro il problema delle responsabilità dei carnefici. Io ho spesso ricordato che quella legge, la legge istitutiva del giorno della memoria, manca di una parola fondamentale per l'Italia, la parola fascismo, perché non è citato, e quindi il fascismo non è citato. I persecutori non sono citati come soggetti attivi, ma si parla delle persecuzioni, mentre i salvatori sono citati come soggetti attivi. E quindi se non si tratta di fascismo non è chiaro l'Italia che cosa debba ricordare rispetto alle proprie responsabilità. Ma la centralità delle vittime poi da un lato è confortante, dall'altro crea un senso dopo un po' di saturazione, perché identificarsi con le vittime è piacevole, ma dopo un po' è anche doloroso, perché essere vittima non è facile. In più c'è la difficoltà che le vittime sono spesso degli altri, cioè sono soprattutto degli ebrei o anche altre, e quindi il meccanismo di identificazione a un certo punto si inceppa, perché dobbiamo sempre ricordare gli ebrei e le loro sofferenze. Non ne parliamo poi oggi, che le cose si complicano ulteriormente, ci arriveremo. Arrivo così a un elemento finale, quindi ci sono tutta una serie di difficoltà che sono innescate dal giorno della memoria, pur nella importanza che riconosco esso ha avuto nell'introdurre nelle scuole una maggiore consapevolezza della storia del Novecento, della storia dei fascismi, della storia del razzismo, dell'antisemitismo. Io credo che noi dobbiamo stare molto attenti e tutelare questi aspetti. Ma vorrei concludere con una breve riflessione, passando la parola su questo a Emanuele Fiano, sul fatto che oggi questa giornata della memoria è celebrata in questo Paese dagli eredi del fascismo che stanno al potere, e abbiamo avuto uno scambio qualche giorno fa con Emanuele in privato rispetto a questa agghiacciante visione della seconda carica dello Stato, che viene da un passato di militante fascista ultra e non ha mai condannato pubblicamente il fascismo, che accompagnava la senatrice Segre al memoriale della Shoah, e che io metto in guardia spesso le istituzioni ebraiche e anche molti amici. Insomma, io credo che ci sia da parte della destra una strumentalizzazione del tema antisemitismo, del tema memoria. È un percorso iniziato in modo, a mio avviso, strumentale da Gianfranco Fini, e che oggi ci mette di fronte a questa contraddizione. Ecco, quindi chiedo a Emanuele Fiano che effetto gli fa che una destra erede del fascismo sia oggi, diciamo, la sacerdotessa dei culti nazionali per il giorno della memoria. No, io condivido tutto quello che ha detto Simone, mi fa un brutto effetto. Non credo che tutti siano stati strumentali. Io ho conosciuto bene Gianfranco Fini perché siamo stati colleghi per diversi anni, è stato il mio presidente della Camera, ho parlato tante volte con lui. Credo che
Dunque, Giorno della memoria, che ha quelle dimensioni, quelle caratteristiche, quell'evoluzione che ha spiegato Simon, di cui parla David Vidussa, sia comunque servito. Questo è il mio giudizio finale. Ne ho discusso una volta abbastanza caritamente con Elena Leventhal, ma poi dopo ci siamo rapacificati, che ha scritto un libello contro il Giorno della memoria. Grande studiosa, traduttrice dall'ebraico dei grandi della letteratura israeliana contemporanea e credo responsabile della pagina culturale della Stampa, nonché direttrice del Circolo dei Lettori di Torino. E io penso che sia stato comunque utile. L'analisi che ha appena fatto Simon non la devo ripetere perché la condivido, e non per niente io cerco di dedicarmi invece che se ne traggano delle lezioni e non solo la commemorazione, che in teoria è un termine buono perché vorrebbe dire fare memoria insieme, ma dipende appunto di che cosa ne fai. E per quello che riguarda gli eredi dell'MSI che sono ancora nella dimensione governativa, o comunque che alcuni di loro non avevano l'età, ma diciamo che militano in un partito che alla fine deriva da quella storia, credo che abbiano costruito nel tempo, intanto che abbiano imparato molto bene la lezione sull'egemonia della cultura di Gramsciana memoria, e quindi abbiano costruito nel tempo, chi più chi meno consapevolmente, diciamo così, una teoria dello sconto sul fascismo. Il fascismo ha effettivamente avuto, e lo hanno accettato, espresso, celebrato, la colpa gravissima delle leggi razziali. Per il resto però non stateci tanto a rompere le scatole, diciamo, per il resto, anzi il fascismo ha fatto anche cose buone, come dicono gli ottimi libelli di Filippi, straordinari libelli che dimostrano quante idiozie circolano sui raggiungimenti sociali e economici del razzismo, dal prosciugamento delle paludi che non hanno finito a insomma 1 miliardo di cose. Leggete i libri, soprattutto il primo libro di Filippi, che è straordinario. Quindi sostanzialmente penso questo, e lo penso dal primo giorno che ho iniziato a pensare a queste cose. L'Italia non ha fatto mai fino in fondo i conti con il fascismo, con le sue responsabilità nel campo della collaborazione con i nazisti, ma non solo, perché appunto nella pubblicistica, nella retorica di molta parte del paese, non di migliaia di insegnanti che il Giorno della Memoria fanno uno straordinario, o di storici anche ovviamente, di Vaglia, che il Giorno della Memoria fanno uno straordinario lavoro, ma più in generale, diciamo così, si è ridotto il peso della gravità. Si parla molto di leggi razziali, ma si parla così poco del fatto che furono vietati i partiti, che furono vietati i sindacati, che la stampa non era libera, che il Parlamento era morto, che la magistratura non era indipendente, in generale delle fascistissime, cosiddette fascistissime leggi. Ce ne si dimentica, anche perché l'era della fine dei testimoni, speriamo il più tardi possibile, contribuisce a questo, perché gli ebrei hanno avuto una capacità di conservazione della memoria, perché nell'ebraismo c'è questo impeto, c'è questo comando, non dimenticare. Io lo metto anche all'inizio del libro: ricordati cosa ti ha fatto Amalek. Però bisogna fare un'altra serata, diciamo, sull'esegesi biblica, ma è un comando molto particolare, perché dice: ricordati cosa ti ha fatto Amalek, che era una popolazione nemica che nel racconto biblico gli ebrei incontrano nel tragitto del deserto, per cancellarlo, che vuol dire, ci sono state molte interpretazioni, ma ricordare per cancellare io penso che voglia dire per sconfiggere, diciamo, quel virus che ha incontrato in quel tempo, quel tipo di nemico che ha incontrato in quel tempo. Però potrebbe anche forse voler dire per non continuare a rimembrarlo. Ma comunque gli ebrei hanno avuto la capacità, e anche gli ebrei italiani, di perpetuare, che sono così pochi, noi parliamo di un fenomeno molto minore rispetto al 500.000 di ebrei che ci sono in Francia, o circa 400.000 che ci sono in Gran Bretagna, o 3,5 milioni che ci sono negli Stati Uniti, per cui la memoria si nutre anche di aspetti quantitativi, cioè se tu hai 1.000 libri scritti all'anno sulla memoria di cosa è successo agli ebrei in quel paese, o ce n'hai come in Italia non so quanti titoli
non so, 15, non so, 10, 15 saranno all'anno, è una cosa diversa. Ma quell'altra parte del fascismo, la memoria di quell'altro pezzo del fascismo, soprattutto adesso, tende a scolorirsi. Ma d'altra parte sono in corso delle operazioni culturali. Sono in corso delle operazioni che afferiscono a meccanismi di promozione culturale che riguardano il Ministero della Cultura, che riguardano il Ministero della Scuola. Nessuno di noi, penso, ha paura che ritorni in questo paese la dittatura fascista, ma che venga scolorita la narrazione precisa della storia, delle responsabilità, sì. Ma il tema è appunto quello anche di perpetuare un mito di italiani brava gente, altro titolo di David Bidus, di perpetuare un mito per cui gli italiani in fondo non furono così cattivi. Io lo posso dire perché ne ho parlato personalmente un sacco di volte con Ignazio La Russa, di nuovo, di cui siamo stati colleghi tanti anni e con il quale avevo un certo interesse a parlare perché volevo capire dall'interno. Lui è uno che quando gli raccontavo la storia di mio padre diceva ma è strano perché il fascismo nel suo profondo non era antisemita. Lui è convinto di questa cosa. Diciamo, mentre Fini non era convinta di questa cosa e Fini aveva una profonda convinzione invece dell'aspetto razzistico del fascismo. E quindi Simone, io penso questo, poi penso anche che, come dire, che appunto, come tu hai suggerito nel tuo primo intervento, ci si debba occupare dell'oggi. Guarda, io racconto un episodio. Mio padre fu cacciato dalle scuole del Regno l'8 e il 9 settembre del 1938 con l'applicazione del decreto. C'era già allora la differenza tra decreto e legge, quindi il decreto emesso e immediatamente eseguibile con effetto di legge. In quella classe ovviamente lui aveva 13 anni, i suoi compagni di banco erano i suoi compagni di gioco, erano gli amici con cui giocava tutto il tempo, loro abitavano in un quartiere popolare medievale del centro di Firenze tra Santa Croce e Piazza della Signoria. I suoi compagni di banco, i suoi amici non si fecero sentire quel giorno, non si fecero sentire quella settimana, le settimane dopo, i mesi dopo, gli anni dopo, nelle loro famiglie, che ovviamente erano amiche della famiglia dei miei nonni, diciamo. Poi silenzio per 60 anni. Tutti sapevano in quel quartiere, in quell'isolato, cosa era successo alla famiglia Fiano, che la famiglia Fiano era stata sterminata. Avevano visto Nedo o Nedino tornare da solo. Poi 60 anni dopo, nel 98, un compagno di classe gli scrisse una lettera invitandolo, quindi papà aveva circa 74, mi pare, anni, invitando alla celebrazione dei 60 anni, credo che fosse la terza media che frequentava lui, quindi era il 60 anni della conclusione di quel ciclo, che comunque non si chiamavano scuole medie, non mi viene in mente come si chiamavano. E papà decise di rispondergli con una lettera e di accettare l'invito di andare a cena a Firenze a incontrare i suoi ex compagni di classe. E gli scrisse una lettera dura, lamentando e accusandoli del loro silenzio, di come, del fatto che conoscessero, poi lui sapeva che sapevano, ma poi era impossibile non sapere. E poi papà era già stato un periodo che andava già in televisione a raccontare queste cose, eccetera. C'è una lettera dura di accusa a 60 anni di distanza da quegli anni e a 53 anni dalla fine della guerra. E mi invitò ad accompagnarlo a Firenze ed andammo in questo bel ristorante con la veranda sull'Arno in una stagione mite, primaverile e piacevole, in una bella serata col tramonto sull'Arno che ricordo, e lo guardavamo con papà che mi raccontava che da ragazzo facevano il bagno nell'Arno, si tuffavano, altri tempi. Poi gli chiesero di parlare e lui andò al leggio con questa lettera che si era preparato, che voleva leggerli, e disse che vide davanti a sé questa testa, questa assise di teste canute, di teste bianche, e decise di non leggergli più la lettera cattiva che gli aveva scritto e di dirgli che era contento di rivederli e che
gli augurava a tutti buona vita e che era contento di poter festeggiare con loro questo 60°. Ecco, lo dico perché mi sono sempre chiesto, perché alla fine papà era un uomo buono, che aveva ricavato da un'esperienza terribile e anche da una vita difficile dopo, perché non è mai stato aiutato particolarmente da nessuno, aveva ricavato una grande bontà e un grande ottimismo. E mi sono chiesto come mai avesse voluto chiudere quella pagina e forse ho anche apprezzato che volesse chiuderla, non perché io voglia dimenticare cos'è stato il fascismo né diventare, diciamo così, un sodale di Ignazio La Russa, ma sono più, e condivido tutto quello che tu hai detto, ma non risolveremo mai questo problema con gli eredi del fascismo, perché non l'abbiamo risolto all'inizio, secondo il mio modesto parere. Anche per come abbiamo scritto il secondo comma della 12ª disposizione della Costituzione che dopo 5 anni rimise in circolazione i prefetti e i questori che avevano servito il fascismo e tutti appunto gli ingranaggi di quella burocrazia delle dittature che dopo 5 anni tornarono a servire questo paese. A servire dipende dai gusti, diciamo, uno di loro era nella questura di Milano la notte del 12 dicembre del 1969 a commentare o a sviare le indagini per quello che era successo, e penso che dobbiamo occuparci di più, ma non è una critica, cioè intanto dobbiamo occuparci di altre cose che ci vengono proposte da una parte di quegli eredi, o comunque se anche non sono eredi non importa, ma che sono eredi di una cultura, di un modo di pensare rispetto ai nostri problemi contemporanei, perché penso per esempio che se nell'Europa contemporanea veramente dovessero prevalere anche tra pochi mesi i nazionalismi, gli egoismi e i populismi, noi ci troveremo di fronte a un problema devastante, perché l'Europa, secondo me differentemente dagli Stati Uniti, anche se non è che io voglia uscire, ci mancherebbe altro, dall'Alleanza Atlantica, rimane un nucleo di salvaguardia dei diritti umani della persona e di idea di progresso che in un mondo ormai completamente trasandato, diciamo così, di cui abbiamo necessità. Quello mi preoccupa veramente tanto. Quel resto del problema temo che non riusciremo mai a risolverlo, non ammetteranno mai quel pezzo di storia che non hanno ammesso fino ad oggi e continueranno a non ammetterlo. Io avrei un'altra domanda a proposito dell'occuparci dell'oggi, anche pensando invece alla citazione di Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro, ci sarebbe tanto da dire anche su questo. Ho il compito però di chiedere se ci sono delle domande dal pubblico, visto che appunto, eccoci, dopo magari chiudiamo. Che effetto mi fa, signora? L'effetto di stare assistendo ad una tragedia, quella di Gaza, dei morti civili, delle migliaia di morti civili a Gaza, e una tragedia anche se numericamente minore, quella del 7 ottobre, dell'aggressione di Hamas nel sud di Israele, e dell'orgoglio di non avere mai cambiato idea dal primo giorno in cui mi sono occupato di questa questione, che quella vicenda si risolverà solo quando sorgerà uno Stato anche per i palestinesi, perché in quella terra si scontrano 2 diritti e non un diritto ed un torto: il diritto dello Stato di Israele ad esistere, il diritto ad esistere di uno Stato per i palestinesi. E ho sempre pensato e non ho mai cambiato idea che Israele debba abbandonare i territori occupati nel 1967, il territorio, la Cisgiordania, poi adesso bisogna vedere cosa succede della presenza dell'esercito israeliano a Gaza, insomma i territori occupati, e che debba lasciare gli insediamenti che lì sono stati costruiti. Non ci sarà mai un'altra soluzione. Penso che finché sarà la destra israeliana al potere questa soluzione non ci sarà. Penso che finché i palestinesi non si libereranno di Hamas o delle frange estreme anche non ci sarà una soluzione.
vedo che solo una classe dirigente, due classi dirigenti da entrambe le parti, come fu all'inizio degli anni 90, che sappia fare la pace con il nemico, come diceva Amos Oz, che abbia il coraggio della rinuncia, che è alla base dell'idea di compromesso, può arrivare lì. È una situazione incancrenita e terribile, nella quale gli estremismi si sono aiutati in tutti questi anni, dove ci sono responsabilità da tutte e due le parti. Conosco le responsabilità di tutte e due le parti, certamente la responsabilità israeliana degli ultimi circa 20 anni, grosso modo, di guida di governi di destra è quella di aver cancellato ogni possibilità di dialogo e di pace con i palestinesi e ogni prospettiva di progetto di Stato palestinese. D'altra parte Netanyahu lo ha appena detto in queste ore, e di abbandono dei territori occupati. E d'altra parte conosco anche la cecità del mondo occidentale rispetto a quello che succedeva a Gaza, al tipo di regime che Hamas aveva imposto a Gaza, al tipo di regime liberticida che Hamas aveva imposto a Gaza. Mi sono riletto le relazioni di Amnesty International del 2006, quando Hamas, appena vinte le elezioni con 2 punti di vantaggio su Fatah, 44,2% contro 42,3% mi pare, elezioni volute, imposte, spinte, sbagliando dall'Occidente, sterminò circa 400 relazioni di Amnesty International, circa 300-400, tutta la classe dirigente del movimento di Arafat, di Fatah, a Gaza. E mi domando perché Hamas non sia stato fermato prima, e perché io penso che Netanyahu in questi anni non l'abbia fermato perché pensava che questo significasse indebolire, producesse l'indebolimento della classe dirigente dell'autorità nazionale palestinese a Ramallah, in modo che potesse dire al mondo, a Israele: noi non abbiamo a Ramallah un interlocutore. Penso che l'abbia fatto coscientemente, di permettere che Hamas, ma oltre a Netanyahu c'è il mondo, c'è l'Europa, ci sono le organizzazioni internazionali che hanno permesso che Gaza si trasformasse in un'infrastruttura militare armata fino ai denti, dotata di 100.000 razzi che venivano sparati. 80.000 dal 2006 sono stati sparati contro i centri residenziali civili abitati di una parte di Israele che non è mai stata oggetto di rivendicazioni territoriali da parte dei palestinesi, che è il sud di Israele, da parte dei palestinesi, diciamo, dell'autorità nazionale, che è il sud di Israele. 80.000, di cui ormai quasi 30.000 dal 7 ottobre, sparati alla cieca sui centri residenziali israeliani. È un gatto che si morde la coda. Il testo del 1987 della Carta Costitutiva di Hamas è un testo antisemita e sterminazionista. Il settimo capitolo, al paragrafo 5, recita che ogni ebreo del mondo va ricercato per ammazzarlo, e che lo scopo del movimento di resistenza islamico, Hamas non scrive come nella Carta Costitutiva dell'OLP del 1964 che quello è un movimento di resistenza palestinese, scrive che è un movimento di resistenza islamico. Scrive al paragrafo precedente che nessun governante arabo-islamico, nessun rappresentante del popolo islamico, nessun tipo di regime islamico deve permettersi di discutere con l'entità sionista o con chiunque altro un compromesso di tipo territoriale, e che lo Stato palestinese dovrà estendersi ovviamente su tutto il territorio dal Giordano al Mediterraneo, e che la Waqf, cioè il contenitore islamico, è indivisibile. Come mai? Io da tanti anni mi batto perché venga letta questa verità. Come mai non ce ne siamo occupati in questo Occidente che giustamente oggi, giustamente denuncia le migliaia di morti che ci sono, civili, bambini che ci sono a Gaza? Le dico una cosa: nel 1979 in Iran c'è stata una rivoluzione khomeinista. Fino ad allora il conflitto israelo-palestinese era stato un conflitto a carattere territoriale.
la giusta rivendicazione palestinese, legittima secondo me rivendicazione palestinese, era perché le venisse restituito quel territorio che Israele occupava dal 1967. Poi potrei andare più indietro, c'è la questione della spartizione della Palestina con la risoluzione 181 del 1947, ma era un conflitto di tipo territoriale. I palestinesi volevano indietro i territori che gli erano stati presi da Israele nel 67 a seguito della guerra. Nel 1979, con la rivoluzione khomenista, si inserisce nel conflitto palestino-israeliano, israelo-palestinese, una matrice islamica che non ha nulla a che vedere con una rivendicazione territoriale. L'Iran non ha nulla da richiedere indietro da Israele, ma chiede la cancellazione dello Stato di Israele dalla cartina del Medio Oriente. Hezbollah, che non è neanche una popolazione nativa del sud del Libano, ma è importata dall'Iraq, dall'Iran, è finanziata dal regime degli Ayatollah, come è noto, propone l'annientamento dello Stato di Israele, bombarda Israele da 25 anni dal sud del Libano, ha una rivendicazione per una fattoria che si chiama Shiba, che è lunga 1,5 chilometri per 200 metri, e non ha nessun tipo di rivendicazione. Il movimento Hamas, che si rafforza, nasce nel 1987, che si rafforza poi a partire dal 2006, di sé scrive nella Carta Costitutiva che è figlio del movimento dei fratelli musulmani, fondato da Izzeddin el-Qassam, morto nel 1935, fondato molto prima dell'idea di fondare lo Stato di Israele, insomma all'inizio del Novecento, diciamo, e di far parte della jihad, cioè della guerra santa. Sono elementi che non esistevano quando Arafat nel 1964 riunisce le organizzazioni palestinesi e fonda l'OLP, e poi dopo... Guardi, la cosa giusta la fecero, come io penso, nel 1993 Rabin e Arafat, che ognuno considerava l'altro un criminale con le mani grondanti di sangue. Rabin sapeva che Arafat era il mandante di attentati, omicidi in Israele che avevano straziato appunto famiglie, bambini, vecchi, giovani, eccetera, e Arafat considerava e sapeva che Rabin aveva guidato le truppe di Israele in tante guerre fin dalla prima guerra di indipendenza, giovane maggiore, e che aveva scacciato anche, perché dobbiamo dire che nella guerra di indipendenza tra il 47 e il 48 furono o scacciati o se ne andarono 700.000 palestinesi dai territori sui quali poi fu fondato lo Stato di Israele, che più o meno ricalcava la cartina decisa dall'ONU nel 1947. E decisero una cosa, che è l'unica che si può fare, che assomiglia un po' a quel tipo di risposta che davo sul fascismo a Simon. I due popoli si raccontano una storia diversa. Uno nega all'altro una parte del loro diritto. Ancora in queste ore lei sente dire continuamente che il problema non è la restituzione dei territori del 67, ma la restituzione del territorio del 48, cioè la cancellazione di Israele. E si dissero, senti, noi la stessa storia non ce la racconteremo mai. Noi dobbiamo raccontarci la storia che avranno i nostri figli, cioè la pace, 2 stati, territori in cambio di sicurezza, che i palestinesi abbiano a Gerusalemme Est la loro capitale, che i territori occupati vengano restituiti, che Israele esca da quei territori e che finalmente le prossime, fra 2, fra 3 generazioni, fra 50 anni, i nostri popoli vivano in pace. Finché ci sarà una rincorsa ognuno alla veridicità della propria storia. Io ho una mia interpretazione perché l'ho studiata, mi ci sono dedicato molto su delle fandonie che si raccontano sulla nascita dello Stato di Israele, ma rispetto a chi la pensa diversamente da me, io sono interessato al futuro. La mia posizione è sempre stata la stessa. 2 stati per 2 popoli, restituzione dei territori occupati, uscita di Israele da quei territori, e ovviamente so quanto è difficile pensare che questa cosa oggi sia ottenibile. Per l'oggi, quello che posso dire io è che mi auguro che cada il governo Netanyahu e che venga interrotta immediatamente questa guerra e che si trovi una soluzione internazionale per ricostruire Gaza. Io penso che l'ANP dovrebbe partecipare al governo della nuova Gaza e che Israele debba uscire da lì.
Conosco anche, per avere molti parenti in quello stato, la paura che hanno gli israeliani di avere di nuovo accanto, dove abitano, terroristi sadici. Io ho visto i filmati più terribili che sono stati prodotti in Israele dalle telecamerine dei terroristi. È la prima volta in vita mia, parola d'onore, a 60 anni, che devo interrompere un filmato. Non sono guardabili, non ho in mente altro se non, diciamo, ritornando, ma neanche a quei tempi, è una cosa più strana, di cui non mi do ancora spiegazione. Da tutte e due le parti c'è un odio verso l'altro, da tutte e due le parti c'è il terrore, la paura che l'altro prevarichi, ma non ho dubbi nell'affermare che è impossibile pensare che si continui a negare quel diritto ai palestinesi. Sono contrario all'uso di parole del passato per quello che sta succedendo a Gaza. Il genocidio è, secondo la definizione approvata dall'ONU nel 1947, un progetto di estinzione di un popolo, ed è quel lavoro che fece un avvocato polacco non mi ricordo il nome, Lemkin, per decidere come categorizzare ciò che era avvenuto con la Shoah, cioè un progetto codificato nella conferenza di Wannsee, per esempio, nel 1942. Non c'è mai stato nessun governante israeliano della destra, più destra che volete, se non qualche singolo pazzo, ma non con rilievi di governo o neanche di qualsiasi importanza, forse il movimento del rabbino Kahane, che fu dichiarato fuori legge immediatamente, lui incarcerato, che abbia, non dico scritto o normato, ma anche pronunciato l'idea di eliminazione del popolo palestinese. Ci sono israeliani che negano il diritto del popolo, metà di Israele probabilmente, quella che appoggia Netanyahu, che i palestinesi abbiano uno Stato. Quello di Gaza è un massacro di civili, sì. E il fatto che qualcuno pensi che sia un crimine contro l'umanità lo deciderà il tribunale dell'Aia, se ha ragione. Ho letto un articolo di Goffredo Come? Sì, assolutamente diverso. Il genocidio è il progetto di eliminazione, è formato dalle due parole, una latina e una greca, gens e la radice cidio, dell'uccisione di un popolo. Però riguarda il progetto, c'è proprio una definizione. Ha scritto qualche giorno fa sul Corriere della Sera Goffredo Buccini un pezzo sul processo dell'Aia, che secondo me aveva ragione, e diceva: c'è tutto il diritto di portare Israele davanti a un tribunale per verificare se sono stati compiuti crimini contro l'umanità, e anche lì c'è una catalogazione che io non conosco di come si definiscano. Lì bisogna, credo, dimostrare la volontarietà delle uccisioni nel corso delle attività militari, cioè che abbiano, credo, non sono certissimo, che abbiano bombardato un palazzo perché volevano uccidere i civili, ma questo non so, non entro in questo dettaglio perché non sono in grado. Ma lui dice però, nel testo accusatorio del Sudafrica, quando si parla di questo frangente della tragedia in corso a Gaza e di quella prima di Hamas, si arriva a citare dentro il crimine contro l'umanità la fondazione dello Stato di Israele del 48. Allora, dice Goffredo Buccini, lì si sta andando oltre. L'accusa non è con l'attuale governo di Israele e con le sue pratiche militari, con le sue scelte, con le sue azioni, con le sue responsabilità. Si accusa la fondazione dello Stato di Israele di essere una colpa. Questo è quello che può, secondo me, trascendere dalla valutazione politica. Io penso che sia una follia pensare che le critiche al governo Netanyahu siano antisemitismo, ma se dalla critica al governo Netanyahu si passa alla negazione del diritto di quella parte del popolo ebraico che ha fondato o che risiede nello Stato di Israele, allora si arriva a un livello di discussione che produce una discriminazione sulla quale io mi batto contro. Emanuele Fiano ha già detto moltissime cose, alcune le condivido, su altre potrei aggiungerne delle altre, ma forse c'è qualcun altro che vuole intervenire, perché è inutile che monopolizziamo. Non voglio sottrarmi a questi temi, ma non vorrei neanche che trasformassimo in un dibattito sul Medio Oriente una tavola rotonda sul giorno della memoria. Un'ultima domanda, che poi purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione. Goffredo, se vuoi. Volevo un po' uscire dall'attualità
e mi sono sempre fatto una domanda che non è tanto riguardo gli indifferenti, è una cosa su cui ho riflettuto molto, su cui ha riflettuto molto Hannah Arendt, è che tutti noi ci poniamo di fronte alla tragedia della Shoah o altre tragedie come se noi potessimo essere dei resistenti, quello che in realtà poi si è studiato dopo la seconda guerra mondiale con vari studi di psicologia sociale eccetera, che è molto facile fare un carnefice, che è molto probabile che tutti quanti noi potremmo diventare un carnefice di fronte al nazismo, perché appunto come diceva Hannah Arendt è banale, ti mettono in un ufficio, devi solo portare dei treni, te che hai fatto? Non hai mica fatto niente. E secondo me la mancanza di consapevolezza che ognuno di noi può essere un carnefice e non come tutti noi amiamo pensare a noi stessi come invece quelli che sarebbero stati dalla parte della resistenza, ecco, la mancanza di questo aspetto secondo me rende molto più facile la ripetizione. Cioè sono stati 7 professori universitari che non hanno prestato giuramento al fascismo, tutti gli altri l'hanno fatto perché beh, c'ho famiglia, ma perché io lo combatto da dentro, ma perché... E questo secondo me è un aspetto che manca molto, e quando ne ho parlato con gli studenti non lo afferravano, nessuno di loro pensava come quel bellissimo film L'Onda, un film tedesco che faceva vedere quanto è facile che tutti quanti noi possiamo diventare dei carnefici. Ecco, questo secondo me è un aspetto che manca molto, che dovrebbe essere insegnato molto nelle scuole, o comunque fatto capire che quella cosa è successa non solo perché c'erano tante persone indifferenti, ma perché tante persone ci sono trovate, l'hanno fatto, e potremmo essere noi, perché se sono state tante allora potrebbero essere tante, e forse sono tante anche oggi, appunto con la questione dei morti nel Mediterraneo. Però credo che sia questo un aspetto che secondo me manca molto nella trattazione di quelle cose che sono successe. Vorrei solo prendere spunto da quello che lei dice, che è tendenzialmente giusto, che come altri io non sono molto d'accordo con la questione della banalità del male. Non penso che il male fosse affatto banale, a parte che ci sono studi successivi a Hannah Arendt. Il titolo, come forse sa, non è suo, ma è del marito di Gunther Anders, il filosofo che era suo marito, che dimostrano che, lo dico per fare attenzione sul fatto che fossero tutti solo ingranaggi di meccanismo, che dimostrano, c'è quel libro sul male, la verità del male, come si chiama? Sono stanco, è il terzo dibattito oggi, dopo glielo dico, che ricostruisce la vita di Eichmann. Sì, Stragnet. Ma non si chiama La verità del male, mi pare. Che è una ricostruzione, non era per niente banale quell'uomo. Pochi mesi prima della cattura, lui racconta ad un giornalista argentino vicino agli ambienti dei rifugiati nazisti le sue vicende, poi quel nastro viene anche ritrovato, e non era affatto un ingranaggio, era completamente orgoglioso e imbevuto e dispiaciuto di non aver finito il lavoro, non era un impiegato, conosceva benissimo l'entità, lui al processo dice che non conosceva in realtà l'entità vera di quello che era successo, conosceva benissimo la quantità di morti che avevano ucciso, e io su questa questione, il diario di Hannah Arendt, il processo, è un testo fondamentale. Io apprezzo di più l'origine del totalitarismo, ma su questa questione ad un livello basso sicuramente c'era semplicemente l'appartenenza ad un ingranaggio, piccole rotelle di un ingranaggio, però appunto non dobbiamo dimenticarci che c'era anche una convinzione ideologica, per cui anche quando lei dice tutti noi potremmo in certe condizioni essere coinvolti in meccanismi di quel tipo, ecco, dobbiamo fortificare in noi determinate convenzioni di principi incrollabili, che sono gli unici argini, diciamo, perché le società possono cadere di nuovo in quell'abisso. Però sono d'accordo comunque nel pericolo che lei ha paventato e ha esposto.
direi che dobbiamo chiudere, visto l'orario, e ringraziamo tutti per essere stati qui, M9, Emanuele Fiano per essere stato con noi questa sera e Simon Levi Sullam. E come Livio ricordava, l'appuntamento è la prossima settimana. Grazie.